Lo aveva già comunicato a Roma e spiegato ai siciliani: l'unico colore che vede è il rosso. Ed anche il ministro Speranza ha avuto la stessa visione. Così a chiudere tutto ci ha pensato il governo centrale, a mettere un ulteriore catenaccio, quello regionale. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, senza indugi, ha subito firmato l'ordinanza con la quale si recepisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri appena emesso e quindi l'accoglimento da parte del ministro Speranza della richiesta dello stesso Musumeci di istituire in tutta la Sicilia la zona rossa. Ho appena firmato l'ordinanza con la quale si recepisce il DPCM e quindi la condivisione che il ministro Speranza ha voluto fare della nostra richiesta di istituire in tutta la Sicilia la zona rossa. I dati sono allarmanti e purtroppo non c'è altra soluzione, non si può giocare con la vita e con la salute delle persone. Sul fronte scolastico torneranno a scuola i ragazzi delle elementari e della prima media. Per tutte le altre scuole di ogni ordine e grado varrà la didattica a distanza. Sono convinto che la ordinanza, senza le misure di vigilanza e senza le necessarie sanzioni, rischia di essere inutile. Ecco perché rivolgo ancora un appello ai prefetti e ai sindaci affinché le forze dell'ordine e la polizia municipale possa essere mobilitate per questo tipo di attività. Ma non è finita qui. L'arancione alle ore contate, allo scattare della mezzanotte per 2 settimane fino al 31 gennaio compreso, entra in azione un'ulteriore ordinanza pensata dalla regione siciliana, zona rossa con maggiori restrizioni. Il catenaccio, appunto. D'intesa con l'assessore alla salute Ruggero Razza è stato deciso che non sarà consentito fare visita ad amici e parenti. Anzitutto volendo evidenziare che le proposte che sono state poi recepite dalla cabina di regia nazionale non sono date da ragioni tra virgolette emozionali, come diceva il Presidente della Regione, ma da una valutazione che era stata anticipata anche la scorsa settimana dal nostro Comitato Tecnico Scientifico, che evidenziava una costante, graduale ma sempre forte crescita dei contagi in tutta la regione e nel caso dei parametri del 30 aprile per il passaggio automatico nella zona rossa. Sapete anche che il monitoraggio, quando si conclude, si riferisce alle giornate precedenti e quindi quando noi commentiamo i dati di oggi, lo dico soprattutto perché qualcuno ha ritenuto sproporzionata la richiesta di zona rossa da parte della regione siciliana, non si abbandona mai, purtroppo anche da parte di chi ha responsabilità istituzionale, l'ignobile attitudine a parlare senza sapere ciò di cui si parla, che l'indice RConT regionale nel suo massimo segnava già il punto di 1,25, che negli ultimi giorni si assiste a una costanza di circa 2000 casi al giorno e soprattutto che chiudendosi il monitoraggio al giorno 10 ed essendo già noi una settimana dopo, queste ultime giornate particolarmente crescenti non potevano essere parte di valutazione da parte della cabina di regia e il dovere di proteggere il sistema sanitario sia nella sua componente ospedaliera che in quella territoriale impegnati entrambi nella campagna vaccinale, ci si rende conto che anticipare di qualche giorno una misura ha il doppio valore di proteggere il sistema sanitario, di proteggere il sistema produttivo e di dare un'adeguata risposta anche alle esigenze di garantire una adeguata campagna vaccinale nelle settimane a venire. Noi abbiamo ritenuto anche in questo, raccogliendo alcune indicazioni, di evitare questo allargamento verso le visite agli amici. Il principio qual è? Se si incide sulle attività economiche per 2 settimane ed è dimostrato che una serie di ragioni dell'aumento del contagio sono state determinate soprattutto nelle ultime settimane dai contatti infracomunitari, quindi non nell'ambito dello stesso nucleo familiare, ma soprattutto fra le generazioni più giovani, non posso andare in quel posto, ci vediamo tutti a casa di qualcuno. Renderlo ammissibile
ci sembrava non rispettoso nei confronti degli operatori economici. Il leitmotiv resta: spostamenti consentiti solo per lavoro, necessità e salute. Sì a generi alimentari, farmacie, tabacchi, edicole. Bar da sport e fino alle 18, ristoranti da sport fino alle 22. Per il resto la vita sarà in condizioni di arresti domiciliari. Necessaria l'autocertificazione. E se c'è una buona notizia è che si può fare sport individuale sotto casa. E stavolta si può andare dal parrucchiere barbiere. Altro banco di polemiche si alza sulle lezioni scolastiche. Saranno in presenza i servizi educativi per l'infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado, cioè la prima media. Per le altre classi si continuerà con la didattica a distanza.